Mortean, 4.920 abitanti, è il comune furlan innominato per via del suo campanili. Di fatto, qui si è 113 metri e 20 centimetri, è il campanile più alto d'Italia. In zonte, è anche uno dei campanili in cemento armato più alti d'Europa. Hanno cominciato a farlo su dal 1956 e è stata inaugurata dal patriarca di Vignesia dal 1959. Di lassù, Radio Mortean, emittente di ispirazione cattolica mettuta in vore dal 1976, le ascolti in tutta Europa. Perché non l'ha a visitare allora questo campione nostrano di campanili che qualche luccialin di lontano nos fa sentire brauros di essi furlans? Si può lassù sul campanile di Mortean ogni sabato e domenica dopo aver prenotato la visita al personale de Proloco. Quest'estate allora io e Maria, la mia femmina, e la nostra amica Ines abbiamo provato l'emozione e ho sinlato fin là che si poteva sotto des campanis a 82 metri di altezza. E come tanto per non perdere tempo, intanto che io l'insu e io pescialis, io us conti la storia del paese. Mortean, alla Olmis Antighis, tante di farlo in daur dal tempo, finte ete dal bronzo. Sul puesto si stabilirono Celtis, Romans e Longobards. Si sa però che Mortean al diven dal nome latino Mortelius, un probabile colono romano. Il documento più antico che al nome Mortean è dal 1247 e che ste carte al met l'antico Mortellanum tra gli splevs che avevano a fare col patriarca di Aquilee. Tra il X e il XV secolo, per difendere la popolazione da risi des invasioni dai barbars, ma anche dai signoros feudai furlans dispersi in lotte tra di loro, il piccolo antico nucleo urbano originario ben presto si mudò in un sistema fortificato a Tindine. La fortificazione, con muraie, tor campanarie e fossali, le aveva infatti su a tor di una prima iglesia, poi demolita dal 1490 per far su un'altra iglesia più grande. Dal 1477 i turchi di fatto invadono il Friuli e Mortean al venne mettuto sotto assedio causando tanti danni. La cinta di fatto non era stata sufficiente a difenderlo perché dal 1411 era stata sdrumata di Udin in te guerre con civiltà. Rifatta la cinta, dal 1499 i turchi tornano una seconda volta. I vilans, visati dal suono des campanis, che ste volte si fa ginciata pronti e si riversa in te aree fortificate. Anche Movue, a conti in che cui che non aveva partecipato alle valorose difese, si aveva sierato drenti l'iglesia di San Paolo a Preà. Una volta fatta ai Madonne, che i fedeli a contribuire a salvare il paese, ma i morti a fuori in 30, 29 uomini e una femmina. L'antica torre campanaria dal X secolo, che si chiamava al centro del muro della Tindine,
dai secoli sdrumate e ricostruite più volte, dal 1913 pensò vetu stat e fu demolita dal dut. Al soppuest all'estat fatto il campanile nuovo, è simbolo di Mortean. E come din un cuc al bellissimo domo di Mortean, chi taccat dal campanili. L'antica gente è stata buttata giù dal 1865 e i morteanesi hanno pensato di demolire anche la vera iglesia di San Paoli per far su il domo. Dal domo si può ammirare la grande pala di Lendorat, opere mestre sculpite dall'udinese Giovanni Martini. I fedei di Mortean le avevano ordinate per onorare la Madonna e i 30 eroi morti in difesa dai turchi. La pala completata dal 1526 e destinata a decorare l'altare dell'Iglesia di San Paoli, è qui al domo, che rappresenta il lavoro mestre in lendorat più grande dal Friuli. Alt 5 metri, al contemplo di 60 statue che affigurano segni di vita del Signore e de sacre famiglie. Il nostro Friuli, si sa, è un satul plen di rubis bielis e di maraveis. E che sti schi, che usai fa viodi a Mortean, sono o non sono maraveis? Mandi!